Veneto addio, i sappadini commentano la scelta di aggregarsi alla nostra regione con tanta fiducia e qualche timore. Buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia. Sappada dunque scommette tutto sul Friuli Venezia Giulia, regione cui ora appartiene grazie al via libera dal Parlamento. All'indomani dell'approvazione del distacco dal Veneto, la cittadina pensa a come recuperare il tempo perduto partendo dal rilancio degli impianti sciistici e spera di votare già alle prossime elezioni nel 2018. Antonio Di Bartolomeo. Un'istituzione che non ha mai reciso il legame tra Sappada e Friuli, la Chiesa che ha mantenuto nel tempo la località montana nella diocesi di Udine. Don Luca Molinaro di Ragogna è stato nominato qui parroco da 2 settimane. Una storia millenaria che parte ancora dal patriarcato di Aquileia e che ha visto sempre la Chiesa presente, operante. Molto positive le sue prime impressioni sulla vitalità della comunità sappadina, poco più di 1300 abitanti e ben 33 associazioni, inclusi 3 cori. All'indomani del via libera definitivo del Parlamento al passaggio in Friuli Venezia Giulia, qui non si parla d'altro. Nel bar accanto al municipio il campione del mondo di sci alpino master Bruno Pachner e con le lacrime agli occhi. Ero uno di quelli che si era emozionato come me lo sono adesso, perché sentivo questo dovere di poter essere parte di questo gruppo maggioritario che intende passare a un'altra regione. Uno dei sappadini più famosi, l'ex fondista Silvio Fauner, è tra i molti che hanno appoggiato questo cambiamento. La regione Friuli Venezia Giulia, a mio avviso, non deve fare l'errore che ha fatto il Veneto snobbando Sappada per anni e anni. Il rilancio degli impianti sciistici che non sono più all'altezza sarà una delle priorità che la comunità di Sappada sottoporrà alla politica regionale, che dovrà ripartire le risorse non più tra 5 ma tra 6 poli invernali. Questione fondamentale per un comune che di turismo storicamente vive, la sua popolazione più che decuplica in alta stagione anche con l'arrivo di proprietari di seconde case, friulani e tristini inclusi. Dopo un fallimento e una vendita all'asta, gli impianti di risalita sono ora di proprietà di un gruppo di imprenditori locali che hanno a disposizione risorse a malapena per tenerli aperti. Uno di loro è Daniele Kratter. Io dico che con un piccolo investimento a Sappada si possono ottenere dei risultati assolutamente eccezionali. I sappadini sperano già di votare alle prossime elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Nessuno può dire oggi se i tempi della burocrazia lo permetteranno, ma da queste parti si sogna già un rappresentante locale nell'assemblea di Piazza Oberdan. E il giorno dopo i festeggiamenti, Sappada, come abbiamo visto, è tutta orientata verso quella che viene percepita come una riscossa per la cittadina. Prudente il sindaco sui tempi di questo passaggio. Vediamo il servizio di Maura Bertanzon dalla redazione del Veneto. Mi sento sappadino, punto e basta. Ich bin ein Plurner. La lingua è un bavarese antico e guai a chiamarlo dialetto, marchio di un'identità che va oltre la diatriba Veneto-Friuli, eppure Sappada ha scelto l'Aquila d'Oro e la Camera ha dato un sì schiacciante, 257 voti a favore, una ventina i contrari, con il governatore Zaia a parlare di amputazione invece che scegliere la cura dell'autonomia, per nulla velato il timore di un effetto cascata. Sulle strade qui c'è il silenzio di chi è già tornato al lavoro, ma subito dopo il voto a Roma la gioia quassù si era tradotta in un carosello di auto. Quindi ha festeggiato ieri una decisione storica. Sente dalla voce che ho festeggiato, tanto anche. Ci voleva questa decisione? Sì, assolutamente senza rimandare. Da oggi cambia tutto, no? Siamo in Friuli e Sappada sarà una località molto importante nell'ambito del turismo e del Friuli Venezia Giulia. Il futuro ha il profumo di quell'attenzione negata per anni dai palazzi veneziani. Da Cenerentola a Perla, questa è la speranza degli abitanti, ci vorrà il suo tempo. Questa prima fase fino ai decreti attuativi penso che dureranno un paio di mesi, successivamente bisogna vedere se verrà nominato un commissario che avrà il compito di riorganizzare la macchina amministrativa, potrebbe durare un annetto. Chi si è battuto per restare raccoglie firme per rifare il referendum popolare troppo lontano nel tempo, quello del 2008, oppure spera nell'incostituzionalità della decisione parlamentare. Renato Brunetta, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ha chiesto al presidente Mattarella di reinviare la legge alle Camere parlando di gravi violazioni nel procedimento. Il riferimento, quel sì espresso dal Consiglio Veneto solo con una mozione e non con una delibera. Tentativo in extremis? Di sicuro, ma a Sappada ormai ci si saluta in friulano. Ma lì, ci vuole